Sono Santo Mancuso, lavoro a Gioia Samaria e adesso realizziamo i cannoli siciliani che abbiamo fatto a Casa Sanremo, diciamo i dolci più amati del festival. Quindi ricotta di pecora, cioccolato molicano, scorza di mandarino, sale e cannella. Amici di Bella Sicilia, buongiorno a tutti con queste dolcezze, con i cannoli siciliani amati da Casa Sanremo, poiché tu sei stato a Sanremo. Sì, siamo tornati 3 giorni fa, quando è finito il festival, quindi siamo stati chiamati dopo aver vinto un campionato mondiale di pizza e dessert e diciamo, abbiamo anche rappresentato la Sicilia. Quindi ci parli un po' di questa ricotta e mentre lo riempiamo in maniera lenta, spieghiamo anche la cialda come è stata preparata. È una cialda diciamo, realizzata con una ricetta tipica palermitana, quindi che si avvicina molto a quella di Piana degli Albanesi, rivestita col cioccolato perché preserva la conservazione e anche, diciamo, protegge anche il cannolo dall'umidità. E dal primo morso un'esplosione di sapori, un godimento eterno per questi dolci amatissimi. Fateci sapere cosa ne pensate dei cannoli siciliani e lasciateci anche un commento su dove ci state guardando, da quale paese. Fatto, mettiamo le ciliegie candite, ecco. E ne prendiamo uno in mano, allora facciamolo vedere, mettilo davanti a te. E per tutti gli amici di Bella Sicilia che si sono messi adesso in visione, parliamo un po' degli ingredienti, di come si prepara un cannolo siciliano. Allora, Sì, quindi abbiamo messo ricotta di pecora, tenebrodi, cioccolato molicano, scorza di mandarino e cannella, un po' di sale, poi ciliegie candite e poi c'è la scorza di arancia. e cosa ne pensate di questo dolce? Continuate a scrivere i vostri commenti. Salutiamo Tony dall'Argentina, salutiamo Valentina che ci sta guardando dalla Sardegna e i tanti amici di Bella Sicilia che si stanno collegando e che salutiamo da Gioia Marea. E continuate a seguirci perché altri tanti dolci servizi ci aspettano. Ciao! Grazie Santo e al prossimo video! Ciao!